Diceva appunto la cultura rasta. Prego, prego. Corleone, scusa. Scusami, Corleone. Ma ha colpito quando ha detto appunto che la cultura promuove soprattutto l'anticolonialismo e l'antirazzismo, perché io lì l'ho percepito. E devo dire che in quell'occasione ci fu un dibattito molto alto e perdere quel forum, perdere quel quadro da parte della nostra regione sarebbe veramente un impoverimento, prima di tutto culturale, prima di tutto etico. Quindi anch'io mi unisco a coloro che vi dicono riconsiderate la cosa. Per fortuna appunto siamo in uno stato di diritto, Filippo Giunta e il sindaco Bottone e gli altri, c'è la presunzione di innocenza, anch'io spero che qui appunto nessuno scambi un'indagine con una condanna, sarebbe veramente inaccettabile, c'è questa presunzione di innocenza, io sono certo che voi saprete dimostrare, certamente ho tutta la fiducia nei confronti della magistratura, ho tutta la fiducia nei confronti che la magistratura peraltro nel nostro paese anche recentemente ha saputo dimostrare, no? È stato un motivo di orgoglio per tutti noi italiani in alcune vicende, sia quella relativa a Eulana Englaro che anche quest'ultima sul lodo Alfano, hanno saputo dimostrare appunto di portare alto il livello di civiltà. Sono certo che anche in questo momento dobbiamo avere profonda fiducia, però ecco, vi invito a trovare un punto di equilibrio. Io penso che sarebbe molto molto grave per la nostra regione perdervi. Mi ricordo anche quando invitai appunto il ministro Grange, no? A una visita quasi così ufficiale nella città di Udine, e quello che disse il ministro della cultura in quell'occasione proprio sulla civiltà dell'amore, la civiltà della fratellanza che porta la musica reggae. Anche quest'anno appunto tutti hanno celebrato la Giamaica, no? per altri successi, per successi sportivi. Ecco, non è in gioco solo un discorso circoscritto, qui è in gioco proprio la costruzione della nuova dimensione planetaria di rapporti con altri popoli, con altre civiltà. Grazie a voi il Friuli Udine viene a contatto appunto con tante altre realtà. Dobbiamo essere profondamente riconoscenti per quello che voi avete fatto negli ultimi 15-16 anni. Certamente ci sono dei problemi, questi sono stati individuati. Io spero, auspico che possano essere risolti. E questo è il mio invito. Per il resto concludo con un altro invito. Appunto ho appreso che il 13 c'è un evento Rototom a Udine e quindi vi do appuntamento per il 13. Grazie intanto per questo che fate. Per noi è una bella sorpresa, io personalmente non me l'aspettavo. Luigino Bottoni, il sindaco di Osoppo, vuole anche parlare.